che non sia quella cosa che ho detto prima, il fatto della tempesta magnetica, vabbè, è ritornata la linea, fortunatamente si era interrotta. Speriamo che questo davvero non causi qualche cosa, diciamo, a internet o altro. Potrebbe darsi pure che è stata così, non lo so. Vabbè, comunque continuiamo. Tra le vittime ci sono una madre con un bambino, una donna di 77 anni che dopo essere stata soccorsa con l'elicottero addirittura è precipitata, quindi proprio un casino. Al momento ci sono più di 80.000 persone senza corrente e ci sta, ragazzi, diciamo una grande devastazione quasi ovunque. Un sacco di materiale radioattivo è andato in circolo per tutto, diciamo, il mare, terre. Diciamo che un sacco di materiale radioattivo è pieno, è stato trasportato dall'acqua, dal tifone, dappertutto, quindi diciamo che proprio stiamo messi proprio quasi bene bene. A Tokyo sembra una città fantasma perché ci stanno le strade allagate e adesso tutti quanti stanno scendendo per cercare di riparare al meglio i danni che sono stati subiti. Quindi davvero un casino. Sono stati cancellati migliaia di voli e corse dei treni superveloci, sommerse dalle acque. Pensate un poco, i treni, quelli della rete Shinkansen, sommersi dalle acque, sono quelli là più veloci al mondo, quindi sono stati interamente sommersi dall'acqua. Le partite di rugby, come avevo detto, sono state cancellate e i giocatori della squadra canadese sono usciti ad aiutare i soccorritori. Quindi vedete, queste persone del mondo del rugby sono scese in campo però per aiutare la popolazione. Quindi un applauso a queste persone che nonostante sia, potevano farne a meno, sono scese anche loro, invece di andare in albergo, ciao Laura, sono andati in strada ad aiutare le persone, quindi bravi questi, diciamo, giocatori di rugby. Quindi lì si sta svolgendo il campionato mondiale di rugby. I giocatori, non potendo giocare, hanno aiutato, diciamo, la popolazione locale. Quindi diciamo che questo è l'ultimo aggiornamento perché adesso il tifone è andato via. Quindi diciamo che ha fatto un sacco di danni. Quindi ripeto, 66 le persone morte, 210 feriti e ci sono almeno 14 dispersi, quindi credo che sia la cifra finale, quindi non credo che ci sarà bisogno di aggiornare, quindi perché sembra che hanno rimosso già almeno tutti, quindi fortunatamente già prima 230.000 persone erano state evacuate, quindi già erano andate via, quindi in effetti troveranno le case rotte, le abitazioni distrutte, questo sì, però fortunatamente ci sono stati solo 66 morti e diciamo 210 feriti perché calcolate che tutti sono andati via, pochi sono rimasti, ma comunque calcolate 230.000 persone sono state evacuate, poi dall'altra parte 7 milioni,3 che non avevano l'obbligo di andare via, però avevano detto di evacuare, quindi in effetti si sono tutti allontanati dalle coste da Tokyo, in effetti dove passava il ciclone, in effetti. Quindi fortunatamente la gente ha preferito andare via e quindi ha evitato, diciamo, perlomeno di non perdere né la vita, diciamo, solo la casa e non pure la vita. Perché qua i 66 che sono rimasti lì purtroppo hanno perso la vita e anche le loro case, la loro casa. Quindi in effetti era meglio perdere solo la casa e basta. Però ognuno fa delle scelte nella vita. Quindi ragazzi vi auguro buona giornata, buon appetito anche se è ancora un po' prestino, però ci sentiamo dopo. Ciao a tutti.